Eccoci qui di nuovo. Buongiorno, bentrovati. Fortemente avanti. Fortemente, bello. Le melenzane sono state messe Subito, nell'olio ragazzi, bollente subito. e sai che hanno detto? No, che hanno detto? Siamo fritte. Basta, 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 è scemo ragazzi, basta. No, è la puntata. Cos'è? Ho riso tanto. Ho riso tanto, dai. Io non ce la faccio. Ma oggi, devo salutare ragazzi. lei. No, Tu, vabbè. la camera più importante. Certo, la più E anche te, importante. che ci prendi tutti così. E anche te, dell'artrosi cervicale e perché non te. Ma soprattutto... Ma ragazzi, ma esiste? Vita! Questa dico, Quella anch'io e la poi, saluto, guarda. Scusami, L'artrosi cervicale, ma non la chi ci fa saluti? passare tutti i malanni? L'artrosi cervicale. L'ho salutata. È già salutata? Chi ci fa passare tutti i No, malanni? ma che ha lo zio Gianni? No, sì, sì. ma perché hai messo di profilo? Sì, che è sì, successo? Io non te lo vorrei dire, però Dimmelo. non posso. Cosa è successo? Mi ha detto, dice, ma Desiree quanto è fatta di dietro? Grossa? Cioè, le maniglie dell'amore, Non è anzi non ha vero, detto le maniglie, ragazzi, ha dai, detto i non è- passamano. No, dai, sono più o meno in forma, dai, non è È un po' vero. arrabbiato. Perché? È così, non lo so. Allora, riso. Riso. Noi facciamo un piatto che si chiama risus abundat. Il latino direbbe in ore stultorum, ma noi diciamo risus abundat in melanzanam. In melanzanam, quella. Facciamo una sformata di riso a base di melanzane, riso, prosciutto, Mamma mozzarella. mia, ragazzi, Guarda, ma che allora, cnoi? Proprio questo- siciliano sto Esatto, piatto. questo è un riso che Bello, noi abbiamo caccato. prebollito, Sì. giusto? Allora, prendiamo una bolla. Allora, riso, che tipo di riso? Questo è un riso arborio, Normale, Roma, quello che ti pare. No, mi serve un mestolo. Che vuoi, un mestolo? Il mestolo, Allora, prendiamo un bel po' di rice, sì, così, quindi questo riso che l'abbiamo semplicemente bollito, però non bollito come riso bollito tipo ospedaliero. No, e come? È un riso bollito, però a risotto. Ah, risottato Sì, sempre. prendiamo la salsa, Sì, così, e metti e col la andiamo a mestolo? mettere così, guarda. 1, Bene. 2, 3, E mettila e tutta, la va. mettiamo tutta così. Poi casomai aggiungiamo del riso qualora ce ne Bene. fosse la necessità. Quindi riso e salsa di pomodoro, poi E andiamo a le mescolare. melenzane non si devono girare? Sì, gira, Le giro gira, io? gira, Con gira, prendi questa? la pinza e giri. La pinza e giri, sì. Mamma mia, ragazzi, che meraviglia, guarda. Gira. E stiamo condendo questo bel riso così. Bene, Qui un altro quindi... poco lo vuole e noi glielo diamo. E noi glielo diamo, non ce l'hai più piccola questa? Esatto, quello che pensavo io. Metti un altro po' di riso. Un po' chiuso. Lo devi mettere, lo chiama, guarda. Riso! Guarda, lo chiama. Riso. Ho riso tanto. E questo Senti, è il riso vuoi che le sabunda. scenda? Sì. Che dici? Quando le esci, dai una bella scolata. Sentite questo odore di fritto leggero? Posso dire una cosa? Dimmi. Signori, preparatevi ai temporali, le piogge, i monzoni, sta lavorando. Sto friggendo, ma però non ti l'hai sembra il mai caso, detto. la frittura, una donna, i capelli, le cose, i Mi perdoni, vestiti, signora, però, mi perdoni. però ragazzi le melenzane fritte sono le melenzane fritte. Non ti dà di estate, di andata al mare. Mi sa di estate, Di ricotta andare al salata, mare. andare E al allora, mare. mentre lei sta quasi uscendo le melenzane. Pronte? le Guarda, melanzane. esco questa prima che Perfetta. è pronta. La scoliamo, Ecco. brava. Ma c'ha pure la cura dell'estetica, avete visto come l'ha posata? Scioccante, ragazzi. Veramente è scioccante. sciocca. No, No, scioccante io. sciocca, vabbè, se sei scioccante vuol dire che c'è una sciocca. Anche questa, guarda, vedi la classe, guarda. Guarda. La classe non è acqua, Guarda. siamo seri. E allora, Belle, ora che ha belle, finito, veramente belle. passiamo alla preparation. Dai. La possiamo uscire pure La posso questa. uscire questa? È così. Bellissimamente. Ecco.
Oh, Pronti. abbiamo detto risus abundat in melanzanam. Il melanzanam. Ok, e allora E facciamo. quindi Prendiamo, mettiti qui alla mia mi sinistra. metto qui. Allora, Prendiamo questa e la queste mettiamo belle così. melanzane fritte. Così. Mettiamo così. Così. Bella, molto. Fai un giro praticamente Un di giro di melanzana, un giro di così. melanzana. Ho una melanzana a giro. Bene, quindi andiamo a vestire praticamente la nostra teglia con le melanzane Esatto. fritte. Con le nostre melanzane. Togliamo questo piatto. Prendiamo il riso. Sì? Così com'è. Eccolo. Guarda. E lo andiamo a mettere così. Bene, lo versiamo lì. Ed ecco che abbiamo questa cosa che abbiamo detto che il riso abundat In melanzana? in melanzanam. Andiamo a mettere No, delle fogliette è di uno basilico. sformato meraviglioso di riso e melanzana. Sì, esattamente. Bello, basilico, quindi profumato. Aspetta. E che ci metti la mozzarella? La mozzarella. Abbiamo preso quella in panette, devo dirti che è anche buona. È Perché? bello Perché? siciliano, Perché? siciliano questo piatto, eh? Perché ci dà meno latte. Più asciutta quindi. Brava. Un'altra fettina la andrei Che a manca? tagliare. Così. 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 Adesso c'è un'altra operazione. Allora? Tesila. Mettiamo questa qui. Sì, Questa la togliamo. Ci asciughiamo le mani. sì. Mi dai una padella? Una padella, sì. Come la vuoi? Grande, piccola? Questa di qua, questa di qua, questa. Questa Brava, brava. Eh? Andiamo, alziamo questa fiamma così. Dobbiamo creare un ripieno velocissimo. Ah, Ti ecco, faccio come lo vedere, te creiamo? lo faccio vedere. Mi dai il ragno? Questi sono tocchetti di melanzane e peperoni. Ok, E faremo questo. quindi guarda, tocchetti di melanzane e peperoni. qua così. E li mettiamo così. Ecco, Perché andremo a fare un ripieno con una con una besciamella, besciamella, non non besciamella. Brava. Il cosiddetto, No, il roux è No. la base farina e burro, quello è il roux. questo è invece la non besciamella. Questa è la besciamella, non besciamella. Oppure potete variare mettendo la besciamella, no? no, ci dobbiamo sta. fare un ripieno qua, capito? Vabbè. Poi andiamo ad aggiungere questo, guarda, così, in modo... No, dico va, è una brunoise questa, no? Brava, più che bruciose c'è un altro nome quando è più grosso. Una codette, No, ma... una mariposa. Maripois, brava, la Maripois, brava. Mariposa, Mi dà un ho po' di detto olio, per favore. Ecco qua, guarda. Aggiungiamo un po' di olio così, del Bello, sale. bello, bellissimo. Guarda, vado. Del sale. Ora il sale, che possibilità gli dà? Mi dai un cucchiaio? Che il cosa? sale gli dà la possibilità di far salare? uscire i liquidi, no? Ah, i Dammi liquidi, un certo, cucchiaio. ragazzi, lo sanno tutti. E ora, siccome i nostri spettatori sono buoni con noi, Sì? noi facciamo questo, Cosa? guarda, guarda, tieni. Che facciamo? Saltiamo un pochino, così, Sì? in modo che i colori mi rimangono. Però dobbiamo coprire. Perché ci serve di coprire? Ci serve Perché di coprire. fa l'effetto forno. È brava, abbiamo questo tempo di cottura. Ma tanto ci vuole qua il tempo che ve lo diciamo. Un attimo, ragazzi. Contiamo fino a 10. La cosa Uno, mirepoix, come si chiama? 3, 4, 5, 6, 7, Sette. 8, 9 Vai. e 10. Ed Meraviglioso. eccoci qua. Tocchettini di melanzana e peperone con un soffrittino. Di sedano, carote e cipolla. po' d'olio. A questo punto Ecco. cosa facciamo? E adesso che facciamo? Tu mi dai un cucchiaio, Eccolo. così. E a questo punto mi dai quel buon latte per favore? Questo? Sì. Così? Lo sai perché? Cosa? Esatto. Lo sai perché cosa? Questo è il latte intero. E quindi? Se me ne davi metà? E lo andiamo a mettere qui, guarda. La Marisa, grazie. Era Cardisi e abbiamo fatto questa non... Non besciamella. Vedi che è già bella pronta?
Bene, quindi farina e latte si addensa un po' e crea questa Esatto. cremina così. E abbiamo fatto la cremina, vedi? Mettiamo questa qui così Ok, e la facciamo raffreddare un po'. e deve raffreddare un attimo. Sì. Raccogliamo la bella cremina e alla via così. Ora la facciamo raffreddare un poco, Sì. magari la mettiamo in frigo. Allora, vediamo se il ripieno si è raffreddato Andiamo a vedere. e lo mettiamo qui, giusto? A voglia, bellissimamente. Dammi un cucchiaio. Buona Marisa per caso? No, vuoi un cucchiaio? Così. Quindi, bello, non è altro che Verdure. verdure, Anziché peperoni, fare i soliti ripieni di melanzana, carne. soffritto e poi abbiamo fatto la besciamella non besciamella, quindi Brava, un po' di non farina, un po' di latte, abbiamo creato questa cremina che sembra besciamella ma non è Ora, besciamella. questo lo mettiamo qui, mi dai l'altro riso, questo lo metto qua, Ecco. questo te lo do qua, mi dai l'altro riso e lo andiamo E lo andiamo a coprire in questo a modo. depositare qua. Così. Bello, bellissimo ragazzi, sformato, bellissimo. Chi ve le fa? Fantastico. Adesso Bellissimo Desiree, ragazzi. gentilmente. Chi ve le fa queste ricette? Chi? Chi gliele fa, Desiree? Chi ve le fa queste Tu? ricette? Chi se non? Desiree, mi prendi gentilmente le altre melanzane che abbiamo fritto? No, va bene così, dai, ci No, stanno. no, c'è di No, sopra. e poi viene No. pesante troppe melanzane, Che dai. beh, si mettono le melanzane di sopra a coprire, vedi, metto queste così, 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 così e il resto vanno a coprire. Desiree, Non le erano- melanzane. Non era in più quel piattino che c'era qua, No, di no, melanzane. no, no, no. Ah, si è fatto il panino. Allora, Desiree, serve per coprire. No, si è fatto un panino Daniela, erano messe qua, pensavamo che... Daniela si è fatto il Daniela ha panino. fatto un panino, la melanzana, il panino. Come? Mi arriva un non è vero. No, dai, l'abbiamo fatto insieme. Daniela. insieme, ora No, ci sei anche tu, ho capito. Va bene. Va bene, facciamo questo recap, Desiree? Vai, facciamo Vai. questo recap. Dai, abbiamo bollito il riso, però non bollito, abbiamo fatto un risotto bianco con un brodo di verdure. Poi abbiamo fatto il risotto, abbiamo fritto le melanzane e ce n'erano altre che non ci sono più. Perché Daniela si è fatta il panino, Daniela. Le potete anche Desiree non si chiama mettere. Daniela. No, Perfetto. non ci stavano, Ora ragazzi. io vado a coprire questo, poi abbiamo messo il ripieno di verdure. Perfetto. Abbiamo fatto un letto di melanzane fritte, dentro dentro abbiamo messo il riso col pomodoro, Bravo. poi abbiamo fatto un interno cremoso, possiamo dire cremoso? Cremoso di verdure, melanzane. mozzarella. Bravo, melanzane, peperoni, cipolla e mozzarella. Meraviglia, Ora io vado a ragazzi. mettere le altre melanzane che devo friggere e poi lo metto in forno. Lo mettiamo in Va forno? bene. Quanto sta E in intanto forno? voi ascoltate i consigli per i consigli. Sì. Una ventina di minuti, il tempo che la Ventina di melanzana minuti. si smelanzanina. Bella Va ragazzi, bene. bello, un piatto scioccante. A dopo, consigli per i consigli. Perfetto, abbiamo Allora, messo in forno. in forno, Bene. bello. Ho rimesso le melanzane, le ho dovute rifriggere. Beh, dai, se le era mangiate tu una. l'hai detto, erano Ora messe là. invece facciamo una torta genovese. Mamma mia, com'è la Ma torta sai com'è la genovese? torta genovese? No, non lo so, però mi piace. Prendiamo questa pentola, accendiamo, Sì, sempre a base di riso. Mi dai dell'olio? eccolo qua. Mettiamo una quantità di olio. Mettiamo, Di riso, riso. Roma. sì, o arborio. Appena lui soffrigge un poco lo mettiamo dentro. E lo brillantiamo, ragazzi. Mamma mia. Lo brillantiamo. Signori, siamo arrivati dove dovevamo arrivare. Dopo che lo brillantiamo in questo modo, appena sentiamo, li senti gli schiocchetti? Si sta brillantando. Li senti gli schiocchetti? Li sento. Che facciamo? Guarda che facciamo, Desiree. Prendiamo Mettiamo il un po' di latte subito così. Non un po' di latte. Tanto latte? Mettiamo, poi le dosi ve le faccio vedere, una abbondante quantità Ah. di questo buon latte. La quantità del latte, ricordatevi, deve essere una parte di riso e 3 parti di latte. Di latte. Perfetto, andiamo. Allora, quindi, seconda ricetta di riso, la torta alla genovese, ragazzi, niente che di meno, la torta alla genovese. Seguiteci sempre, Sempre. come diciamo noi, step by step. Step by step. Pazzesco. La torta alla genovese È così, lo sai che a Genova parlano tipo sudamericano? è un po' Davvero? così, veramente, tipo un po' brasiliani.
portoghese. Allora, cosa stiamo facendo? Abbiamo brillantato il riso, subito dopo lo abbiamo praticamente annegato nel latte, giusto? Tre parti di liquido e una parte di riso. Oppure una parte di riso e tre parti di liquido, oppure E tre parti l'abbiamo- di liquido e una parte E di l'abbiamo riso. mandato in cottura e lui Sì, sta e cuocendo. lui sta andando. Poi abbiamo fatto con del semplice soffritto di sedano, carote e cipolla, quel macinato lì, puro, sale, tris, e poi abbiamo preparato Cosa? la pasta sfoglia. Questa l'hai comprata al supermercato? Sì, patate, che l'abbiamo fatto vedere più volte come si fa, va bene? Vabbè. Per cui prendiamo questa, la mettiamo qua. Potrei chiederti un favore? Dimmi, caro. Mi taglieresti a Julien il prosciutto? A Giuliano il prosciutten? Sì. Non lo sapevo fare. Allora, Sicuramente non ci riuscirà. Vediamo. che stai dicendo? No, niente. Così, no? Julien. Così a Julien? Ce l'ha fatta. Mi ha fregato. Ce l'ha fatta. That's incredible thing. Giusto? Sì, giusto. Se gentilmente me ne serve ancora, ti metti lì che io mi apro questa sfoglia. Io qua mi stavo concentrando col prosciutto. E sconcentra. Ti metti lì. Sì. Vabbè. Io mi prendo il mattarello, se ti sposti poco. Quanto ne vuoi E tagliato? vado ad aprire. Un altro tanto ci va, anche di più se vuoi. E mi vado ad aprire questa bella sfoglia. Così. Così. Riusciamo a lavorarla perché ancora è fredda, ma appena si riscalda ancora un altro poco si comincia a impiccicare. E noi facciamo così. Cosa stiamo facendo, ragazzi? La torta alla genovese. Alla genovese, che è una torta salata, non è una torta. A che cosa è dedicata questa puntata? Dillo. Ho riso tanto. Ho riso tanto, Ho ragazzi. riso tanto. Non ce la fa a dirlo normalmente, così. Ho riso tanto. Puntata dedicata al riso, stiamo facendo uno sformato di E melanzane intanto qui cucina. che è già in forno. Io lo copro un attimino, Desi, scusami se mentre tagli Dai, ti faccio vai. fermare. Lo copro un attimino perché voglio che proprio si stracuocia. Ecco Ci qua. siamo? Ci siamo. Ci siamo, ragazzi. Il prosciutto l'avete tagliato così a Julien? Julien. Buono. Dove l'hai comprato? Vediamo questo qui. prosciutto? Ecco qua. Guarda te, serviva per il riso, eh? Vabbè, ne ho fatte in più. Sì, il prosciutto serviva per Tu hai il detto riso. 2 strisce, io ne ho fatte 3 per Sì. sicurezza. E ora ti faccio vedere una cosa, spostati. Prendiamo questo padellino, mettiamo qua, andiamo alto, prendiamo questo riso e gli diamo una cottura. Bella. Capito? Vedi, con la cottura adesso saranno ancora più buoni questi. Così. Nel frattempo, Nel frattempo. prendiamo la teglia, questa, prendiamo il burro, mi dai un pennello? Qua. Ci sono dei pezzetti di prosciutto che tu tieni conservati, ma io li ho visti. Dove sono? Là, e li devi mettere qua. E dove li devo mettere? Qua. No, ma quelli sono miei, scusa. Vedi. Sono per dopo. È pazzesco, ragazzi, non si può tenere questa roba. Questo lo possiamo spostare. Allora, quindi burro, farina, teglia. Abbiamo imbardato la teglia. Bella. Così. Prendiamo questo. Pasta sfoglia. La sfoglia, Bella la spessa mettiamo l'hai lasciata, qui. giusto? Sì, perché deve Abbastanza contenere spessa. il riso. Ok. Nel frattempo il riso è cotto, È giusto? cotto, Che l'abbiamo cotto come semplicemente con latte, Con latte, aggiungendo brava, un po' di latte. brava, e basta. Adesso che questo magari a casa lo fate tostare un pochino di più, ma già io vedo che sta sudando, per cui mi sta pure bene. È stanco, ragazzi. Perché ho messo questo in caldo, sapete perché? Perché buttato così nel riso non avrebbe espresso il suo sapore, No, invece così esprime il suo l'abbiamo fatto sapore. uscire ed esprime il suo sapore, così. Perfetto, attenta che Bella. ti bruci, lo levo e andiamo a prendere il riso, facciamo così. E che risotto è poi? Se un risotto già così? Esatto, Buono, certo, no? certo. E noi ne facciamo la torta genovese. Ma io sai che ti ci metto Che pure? ci metti? Ti faccio vedere. Un po' di parmigiano? No. Bella, ragazzi.
Facile, facile. Step by step. Certo, se volete farvi la pasta ve la fate. Anche così si può La fare. pasta sfoglia, no? Certo. La pasta sfoglia, Poi dici? guarda. Ah, poi avevamo questo macinato fatto come semplice con Semplice, il soffritto. semplice. Giusto? Semplice, Macinato non ci di devono che? essere Di sughi. manzo? Misto. Misto sempre. Sì, vedi, non ci devono essere sughi, niente. Solo Allora, sedano. abbiamo detto pasta sfoglia, poi abbiamo detto risotto cucinato semplicemente con latte e nient'altro. Scusa? Striscioline di prosciutto e adesso stiamo aggiungendo del macinato E la mozzarella. fatto con Semplicemente soffritto. SCC che vuol dire? sedano, carote e cipolla, lo so questo. E adesso mettiamo anche la mozzarella, ragazzi, semplicissimo. Così abbiamo fatto 2 risi. E questo quindi è il ripieno, andiamo di nuovo a coprire col riso, giusto? Esattamente, così. E questa è la torta alla genovese? Sì. E cos'è? Che è un primo piatto, chiaramente, Sì, no? certo. Bella, ecco. Ecco così. Copriamo fino al Copriamo bordo. Bene, bene, sì. Ma non è solo il pesto, genovesi? Ecco qua, No? guarda. Ce lo mettiamo E un po' poi di andiamo a pesto? fare questo lavoro, no? Scusa, Guarda, genovese. guarda, andiamo a fare questo lavoro così. A coprire grossolanamente. Bella, bella, Dove di grossolanamente, più, dove di ragazzi, meno. senza preoccuparvi Di mangiare. che sia preciso. Esatto. Aspetta che devo... Adesso... Buono questo riso così, eh? Bravo. Non ci avevo pensato. Quindi il riso si può fare anche così con latte? Sì, così. Ma tanto tu lo fai. Tu già lo sapevi, stai facendo finta di Certo. non saperlo, dai. È vero? Allora, quindi vai praticamente a brillantare Brava. con l'uovo E lo andiamo a mettere in forno. Adesso diamo una bella pulita Bravo, e dai, passiamo una pulita, all'assaggio. guarda che Diamo, è normale diamo, così, uno no, cucina diamo. questo Allora, diamo. Tu disastro, qui non fai ragazzi, niente. dai. Tu qui. Ma chi è che cucina in questo modo? Dai una pulita. Ci vediamo tra poco per l'assaggio. Prendi la cosa. Adesso cosa viene? Facciamo Pronti, vedere le ragazzi. pietanze e ce ne andiamo. No, c'è l'assaggio. No, no, stavolta non ho detto, No, no, ma come c'è protesto- l'assaggio? Guarda, di quel riso non sono tanto Protesterò io per convinta. l'assaggio. Quella torta alla genovese va provata perché secondo me... E uno? Ah... Gliele messe alla fine le melenzane sopra? E l'ho dovuto rifiggere. Me le dici pure. E quella che è bellina. E questa è la torta là. Ah, guarda, perché vedi? Vedi? Sono gonfiati i bordi. Però facciamo una cosa. guarda. Allora, quindi che fai? Le sformi? Vediamo. Sformare è sempre Punto interrogativo. un interrogo puntivo. Fatto bene, sì, guarda, è una collaboratrice. Sai che non ci avevo pensato. Tocchettino con lo spelocchino? Grazie. Via. Ci siamo? Ci siamo? Mamma mia, ragazzi. Ma che cosa vi ho fatto, ragazzi? Prendi la pinzetta, No, vai, facciamo così, qua. Lo metti qua? Piattisci, per favore. Sto soffrendo. Ecco fatto. E questo è andato. Perfetta, perfetta. Eccola qua. Questo si chiama... Come abbiamo Sformato. chiamato? No. Com'era? Risus abundat. Il melanzana. Il melanzanam. Mm. Ora. E questo? Mi dai un altro spellucchino? Va sformato pure? Sì, lo sformiamo, però lo volevo lasciare con questa decorazione. E come In fai alto, così ora a vediamo. tagliarlo? Ora vediamo. Mi prendi un piatto di quello Che piatto rotondo. vuoi? Questo, questo. Rotondo. Ecco. E un altro me ne servono 2. Uno, guarda a te. E voilà. La perfezione, ragazzi, la perfezione. E abbiamo fatto questi nostri 2 piatti. Abbiamo fatto i 2 piatti. Come dettomi dalla direzione non c'è assaggio. Mi è stato detto dalla No, direzione. devi fare l'impiattamento, c'è Non c'è l'assaggio. assaggio. No, c'è l'assaggio. No, no. Quello secondo me, non lo Cioè, so. cominciamo da come- questo. Dammi la forchetta. Non
non l'ho mai sentito questo. Come se torta alla avessi la genovese. consistenza di una torta, veramente. Come se fosse una cheesecake, una cosa, perché il riso rimane bello compatto, capito? Che è il latte che lo rende così. Lo sai come lo dovresti mangiare? Con le mani? Brava. Provaci. Fai vedere di pieno. Fallo vedere. Alza, Va bene, l'ho capito, aspetta. Fallo vedere. Andiamo all'assaggio. Bravo, Io lo so assaggiare. non conviene. Signora che mi ha incontrato l'altro giorno lamentandosi che lei non mi fa assaggiare. Buono, ragazzi. È cattiva. Non agitiamo gli animi. Sì. Lo faccio per te. Io ora le alzo il dazio, le alzo. Buono, ragazzi, buono. Morbido, Rimaniamo qua fino a saporito. Vabbè, ma è l'assaggio. Il ragù, il prosciutto. Buono. La mozzarella. La pasta sfoglia l'hai fatta tu? Sì. Ma sicuro? Sicuro. Veramente? Mi prende in giro. Mi prende pure in giro. Scusate. Assaggiamo quello? Sì, Dai. lo prendo. Lo prendi tu il piatto, magari stavolta, che dici? Questo era risus abundat in melanzanam. Con ripieno di verdure. Mamma mia, ragazzi, ma guarda che c'è vedere. qua. Guarda la mozzarella, guarda. La verdura. Veramente, se non ci fossimo noi. Noi chi? Queste ricette voi. Aspetta, noi chi? Oh, ecco. Cioè, ma noi chi? Noi chi? Cioè, la stiamo verdura. scherzando? Ti posso dire una Cosa cosa? fa lei? La verdura proprio è il colpo di genio. Ma il colpo di Eugenio, ma l'ha fatto Totino, no Eugenio. Buono, ragazzi, buonissimo. Ci vediamo alla prossima. Puoi salutare. Pure posso, mi dà il permesso? Dai. Con il permesso di Desiree io vi saluto. Stiamo toccando il fondo. Buonissimo. Arrivederci. Bravo. Risus abundat in melanzanam. 350 grammi di riso arborio o Roma, 500 grammi di macinato misto, 50 grammi di ragusano grattugiato, 1 litro di passata di pomodoro, un cucchiaio di concentrato di pomodoro, 4 melanzane. Torta genovese, 250 grammi di riso, 1 litro di latte, 250 grammi di ricotta, un uovo, 50 grammi di parmigiano, noce moscata, sale e pepe quanto basta.